Ho lavorato e vissuto per 12 anni in Africa e ho visitato produzioni di scarpe in Cina, Vietnam, Cambogia e Filippine. Ho lavorato per le grandi multinazionali americane. La domanda che mi facevo era: ma perché produrre 5.000 paia allo stesso costo di produrne 50.000? Ogni anno sono quasi 24 miliardi le calzature prodotte e la maggior parte finisce in discarica. Volevo cambiare questo sistema, trasformando l'azienda di famiglia, che da quasi un secolo produceva calzature per tanti marchi europei, in una produzione circolare, che recuperasse materiali destinati alle discariche o materiali abbandonati nei magazzini per eccesso di produzione. Volevo anche di più. Volevo che esistesse un brand in Italia e nel mondo che fosse ambasciatore dell'economia circolare e che potesse dimostrare che si può creare qualcosa di diverso, partendo da ciò che già esiste. R49 è il brand che nasce da questa visione. R49 nasce per le mie figlie, per i nostri figli, un lascito per loro, perché il pianeta è il loro futuro. Indossando R49 si fa la cosa giusta, si racconta una storia fatta di artigianalità, made in Italy, fatta di ricerca e sviluppo, fatta di riciclo e di economia circolare, fatta di amore verso il proprio lavoro, amore verso i propri figli, amore verso il pianeta e amore per il futuro.